Giorno 25, sabato, ci sarà un interessante evento, come ogni anno, organizzato dall'Ordine dei Medici per premiare i medici più anziani e il giuramento di Ippocrate per quelli più giovani. Un evento tanto atteso non solo per i medici ma anche per la città. E come ogni anno noi organizziamo questa giornata chiamata proprio la festa del medico e del volontariato, ed è una festa che accomuna i giovani che si iscrivono per la prima volta e quindi che pronunciano il giuramento di Ippocrate e a cui sarà dato la pergamena, ai quali sarà dato la pergamena, e poi ci sarà una medaglia d'oro per chi ha raggiunto questo bellissimo traguardo dei 50 anni di laurea. È importante perché abbiamo l'accoglienza nella famiglia dei medici dei giovani è un passaggio di testimone da chi per 50 anni ha dato tanto alla sanità, che ha fatto anche grande la sanità agrigentina, un passaggio di testimone ai giovani, e che da loro dobbiamo prendere esempio, da loro dobbiamo avere lo sprono per fare sempre meglio, per prenderci cura principalmente dei soggetti fragili. Presidente, ricordiamo il luogo dove si fa e a che ora? Lo facciamo all'Hotel Caos sabato 25 ottobre alle ore 16:30, ci saranno questa manifestazione con, come ho detto prima, il giuramento di Ippocrate dei giovani e la medaglia d'oro, la consegna della medaglia d'oro ai colleghi che compiono 50 anni di là, allietato da qualche intermezzo musicale e da un breve intervallo con un cabaret. Lo possiamo dire, ci sarà il professore Gianni Namba.